È venerdì 20 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gaiano, in postazione come sempre per la rassegna stampa. D'altra parte dello studio c'è Emanuela Corsi. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti voi. Molto bene, grazie. Allora cominciamo subito con le notizie dell'ultima ora, soprattutto traffico di esseri umani. 5 tunisini sono stati arrestati nel Messinese, organizzavano viaggi della speranza tra le coste africane e la nostra regione. Tra le persone finite in manette anche il 31enne evaso a marzo dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Un'organizzazione ramificata in tutta la Sicilia, ma che aveva la sua base operativa nel Messinese tra Capodorlando e Patti e che era specializzata nel traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia. Con l'accusa di immigrazione clandestina, i carabinieri dei comandi provinciali di Messina e Trapani hanno così arrestato 5 tunisini tra i 25 e i 42 anni. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Messina, ha documentato l'esistenza della banda che avrebbe stabilmente organizzato traversate in mare dietro compenso di denaro attraverso l'utilizzo di gommoni dalle coste tunisine a quelle siciliane. Gli scafisti, non curanti della pericolosità delle traversate, si adoperavano al fine di far salire il maggior numero di migranti a bordo delle imbarcazioni. Accertato anche un episodio avvenuto lo scorso 12 giugno sulla costa trapanese, quando i 5 indagati avrebbero trasportato dalla Tunisia circa 20 migranti che dall'arrivo sulla spiaggia sono stati individuati e rintracciati dai carabinieri di Marsala e Mazzara del Vallo. Gli stranieri, tutti tunisini, tra cui 2 donne e 5 minori, sono stati soccorsi e condotti presso il CPR di Trapani, ma così si è riusciti a delineare gli assetti e la ripartizione organizzativa dei ruoli dei singoli componenti. Tra gli arrestati anche il 31enne tunisino che lo scorso 9 marzo era evaso dal carcere di Barcellona. Ai 5 viene contestata anche l'aggravante della disponibilità di armi. E adesso le altre notizie. Corruzione, indagato il presidente dell'ARS Galvagno, al centro dell'inchiesta i contributi a imprenditori per eventi in cambio di incarichi per 2 collaboratori. È indagato per corruzione dalla Procura di Palermo il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Il pool di magistrati che indaga sulla spesa pubblica sta passando al vaglio da 1 anno e mezzo 2 contributi per un totale di 300.000 euro rilasciati in occasione delle feste natalizie del 2023. Secondo l'accusa, le società che hanno ricevuto questi contributi avrebbero contraccambiato dando incarichi professionali a 2 collaboratori del presidente dell'ARS, la sua portavoce e il suo addetto stampa. L'esponente di Fratelli d'Italia è già stato ascoltato dai magistrati, ai quali ha spiegato che i suoi collaboratori lavorano senza esclusiva per lui e dunque non ha alcun controllo sugli incarichi professionali esterni. Galvagno ha poi chiarito in una dichiarazione pubblica di non avere nulla da nascondere e di aver chiesto proprio lui di essere ascoltato. Ma dalla Fondazione Dragotto, una delle 2 destinatarie dei finanziamenti in questione, arriva una secca smentita. Nessun incarico è stato mai conferito ad alcun collaboratore del presidente dell'ARS, dice la vicepresidente Marcella Cannariato. Insomma, sarebbe tutto un grande abbaglio. Pioggia di solidarietà al presidente dell'ARS, pur nel rispetto della magistratura, dal presidente della regione Renato Schifani, dai gruppi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Grande Sicilia. Preoccupazione dal presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici del PD e dal capogruppo Catanzaro, che teme per l'immagine di tutto il Parlamento. Chiedono celerità ai 5 Stelle per non trascinare nel fango l'intera ARS, mentre attacca l'appena riconfermato segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, per il quale in ARS servono metodi più trasparenti per la gestione e l'erogazione delle risorse pubbliche. E da qui ripartiamo con la lettura dei quotidiani regionali. Emanuela. Sì, oggi se ne occupano tutti i giornali di questo caso che vede appunto coinvolto il presidente dell'ARS Galvagno. Lo troviamo anche in prima pagina, vediamo sul giornale di Sicilia, per l'appunto Galvagno indagato per corruzione. Niente da temere, queste sono le sue parole. Il presidente dell'ARS parla dell'inchiesta dei PM di Palermo. Mi dispiace soltanto la fuga di notizie. Lui era stato sentito 2 settimane fa e appunto parla di fuga di notizie, dice l'indagine ancora non si è conclusa, mi dispiace appunto che già sia stata sbattuta questa notizia un po' in prima pagina su tutti i giornali. Poi vediamo Repubblica Palermo, è l'apertura, biglietti omaggio e auto gratis, si allarga l'inchiesta su Galvagno. Non solo incarichi per i 2 collaboratori, la procura contesta al presidente dell'ARS altre utilità. Indagati i 2 imprenditori intanto che hanno ricevuto il
contributo. La difesa, appunto, niente da temere. E poi i timori nel palazzo, Cracolici, il presidente della commissione antimafia, dice rischiamo un pericoloso limbo, ma c'è anche il silenzio dei big di Fratelli d'Italia su questo caso Galvagno. Schifani dice rispetto i PM. Andiamo a vedere all'interno intanto. A pagina 3 il reato contestato, appunto, come abbiamo sentito anche nel servizio, è la corruzione. Il numero 1 di Sala d'Ercole davanti ai magistrati però ha detto sono solo cortesie, non è corruzione. E poi appunto dalla prima pagina questo silenzio dei big meloniani per il pupillo di La Russa. Possiamo dire che appunto Galvagno è sempre stato considerato il delfino dell'attuale presidente del Senato. L'imbarazzo dei vertici nazionali del partito, la solidarietà si ferma sullo stretto. Schifani, rispetto per la magistratura. Fratelli d'Italia, tra l'altro, puntava proprio su Galvagno, sul politico catanese, per la corsa alla presidenza della regione nel 2027. E poi, appunto, oggi ci sono anche le reazioni nel centrodestra. Sempre su questa pagina c'è anche un articolo con il commento di Alfio Mannino, il segretario regionale della CGIL, clientele e povertà, lo sviluppo negato da chi ci amministra. Vediamo anche sulla Sicilia. Indagato per corruzione, tegola su Galvagno, al centro dell'inchiesta i contributi a imprenditori per eventi in cambio di incarichi per 2 collaboratori. Il presidente meloniano dell'ARS, già sentito dai magistrati, nulla da temere. Schifani, fiducia nel chiarimento. E poi il sistema immortale, sempre sulla stessa pagina, parola d'ordine, saldo, le mancette all'incasso. I fondi all'ARS, nel decreto di liquidazione il refuso freudiano su Auteri. Ricordiamo Auteri, il deputato ex Fratelli d'Italia, che era finito al centro di un'inchiesta proprio sui fondi regionali che poi venivano destinati ai vari deputati che potevano spendere e utilizzare, soprattutto erano fondi destinati alla cultura nei loro territori. Ancora vediamo sulla Gazzetta del Sud, l'ultima pagina, le mance dell'ARS, Galvagno indagato per corruzione, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, non ho nulla da temere o nascondere. La Procura di Palermo appunto si è concentrata su questi 2 finanziamenti in cambio di assunzioni. 2 settimane fa l'esponente di Fratelli d'Italia è stato ascoltato appunto dagli inquirenti. Altra cronaca ancora ad Avola, un litigio poi degenerato in un pestaggio mortale. Sono stati arrestati padre e figlio, la vittima aveva minacciato di morte in passato il giornalista Paolo Borrometi. Un omicidio legato a litigi che andavano avanti già da mesi. Sarebbe questo il movente che ha spinto 2 uomini, padre e figlio, di 57 e 26 anni, reo confessi, ad uccidere Paolo Zuppardo. Tutto è accaduto nella tarda serata qui ad Avola, nel Siracusano. Il 48enne era alla guida del suo SUV, quando avrebbe incrociato i 2, che di lì a poco lo avrebbero ucciso. L'inseguimento è finito qui, in questa strada, molto frequentata anche dai giovani. Prima una folle corsa, con lo speronamento e l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Ad uccidere Zuppardo, però, sarebbe stato il calcio della pistola, battuto sul volto. Mentre i medici del Di Maria facevano di tutto per salvarlo, in commissariato si presentavano i 2, che adesso devono rispondere di omicidio e detenzione di arma clandestina. E non è da escludere che dietro all'omicidio possa nascondersi altro. La vittima aveva precedenti per droga. Anni fa l'uomo era stato coinvolto nell'operazione antimafia dei carabinieri Eclipse e aveva minacciato di morte anche il giornalista Paolo Borrometi. Ed è lui stesso a ricordarlo sulla sua pagina Facebook. Torniamo di nuovo da Emanuela ai quotidiani. Restiamo sulla Gazzetta del Sud, vediamo inseguimento, colpi di pistola e aggressione e muore in ospedale. Si chiamava Paolo Zuppardo, di 48 anni, fermate 2 persone, padre e figlio. L'abbiamo percosso violentemente. Vecchie ruggini all'origine della spedizione punitiva. L'auto della vittima è stata speronata, poi i 3 si sono affrontati e il 48enne è stato
ferito a morte. Vediamo appunto il luogo, i primi soccorsi, l'uomo è morto al pronto soccorso per le ferite riportate. Ma andiamo a vedere anche sulla Sicilia di oggi: il litigio degenera in omicidio, ammazzato durante un pestaggio, coinvolto in indagini antimafia. Zuppardo è stato massacrato, arrestati padre e figlio. E qui la Jeep Renegade, appunto, su cui viaggiava la vittima, che era stata arrestata, come abbiamo sentito più volte, per droga e possesso di arma, ma era finito anche in un'operazione antimafia. E qui vediamo, lo abbiamo nominato prima, lo abbiamo citato prima per quanto riguarda il caso Galvagno, ma anche su questo punto è intervenuto il presidente dell'antimafia regionale Cracolici, che parla un po' del fenomeno in generale, cioè questa escalation della giustizia fai da te. In 2 mesi già ci sono state 4 vittime, armi facili, un nuovo metodo per risolvere i conflitti, quindi un'analisi insomma su quello che sta accadendo, perché sempre più spesso raccontiamo di queste violenze inaudite, violenze anche estreme, e sempre poi con protagoniste persone che sono armate. Quindi anche quest'altro fenomeno delle armi che stanno circolando veramente troppo facilmente. Adesso siamo a Messina, ci sono 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata precipitata con la madre dal balcone di casa. La donna adesso è accusata di omicidio volontario. La tragedia nella tragedia. Ci sono 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata di 3 mesi, precipitata in braccio alla madre dal balcone di casa a Messina lunedì scorso. L'avvio delle indagini e l'iscrizione nel registro degli indagati per la madre per omicidio volontario. Coinvolti nell'inchiesta anche il padre della piccola, lo psichiatra che aveva in cura la donna per la sua depressione postpartum e il medico di base che la seguiva. Per tutti e 3 il magistrato ipotizza l'omicidio colposo per un profilo omissivo, un atto dovuto con ipotesi di reato diversificate. Altre conferme arriveranno dall'autopsia prevista per oggi sulla piccola. Ancora dolore per quel pomeriggio fatale e il disperato gesto della madre che si è lanciata dal balcone con la figlia, finendo in un cortile interno del complesso 6 Stelle a Santa Lucia sopra Contesse. A dare l'allarme era stata una vicina di casa che, sentendo un rumore, aveva trovato mamma e figlia tramortite a terra. Immediati soccorsi del 118, tutte e 2 trasportate in codice rosso al Policlinico, dove la neonata è morta poche ore dopo per i gravissimi traumi riportati. La madre di Elisa è ancora ricoverata alla neurochirurgia del Policlinico e probabilmente non sa nemmeno della morte della figlia. E adesso vediamo di capire che ci sono altri sviluppi su questa vicenda che, diciamo, negli ultimi mesi è stata replicata in qualche modo. Si era già visto un precedente a Mister Bianco, la crisi postpartum, di cui parleremo fra le altre cose. La depressione postpartum incide parecchio, bisogna capire i reali motivi, i disagi. Vediamo cosa scrivono stamattina i giornali. Vediamo la Gazzetta del Sud, in prima pagina troviamo questa notizia: morte della piccola Elisa, la procura indaga 4 persone, la madre per omicidio volontario, ma ci sono anche il padre e 2 medici per profili omissivi. Dicevamo appunto i 4, oltre alla madre, il padre, lo psichiatra, scusami, che aveva in cura la donna per la sua depressione postpartum, e infine il medico di base che la seguiva. Per tutti e 3 si ipotizza l'omicidio colposo in relazione proprio al profilo omissivo. Quindi questa donna evidentemente andava seguita, forse secondo le indagini naturalmente che sono in corso, in maniera più stretta. Appunto, come dicevi tu, oggi sarà uno dei temi della puntata, per capire, visto che non è l'unico caso isolato, ma evidentemente la depressione postpartum è un fenomeno, una patologia che andrebbe attenzionata sotto tanti aspetti. Intanto restiamo sulla prima pagina della Gazzetta, Angelo, per vedere anche le altre notizie. Vediamo in alto l'omicidio di Giuseppe Abbate a Barcellona, chiesto l'ergastolo per Nicola Cannone. E poi a Taormina 5 tra dirigenti e veterinari dell'ASP a processo per favori e ad allevatori.
Ancora, Forza d'Agro, Taorminese condannato a 2 anni per aver preso a calci e schiaffi la fidanzata. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Vediamo appunto dalla prima pagina questo l'omicidio Abate a Barcellona, chiesto appunto l'ergastolo per Cannone. Alle battute finali in corte d'assise il processo con il rito ordinario per l'esecuzione che avvenne nel 1998 del macellaio estraneo a Cosa Nostra. I pentiti, questioni economiche legate alla gestione del negozio. C'era accanto suo figlio la sera che l'uccisero con un fucile a canne mozze sparando 2 colpi devastanti. Aveva appena 11 anni. E poi oggi si parla anche delle parole del generale Mori, covo di Rina, Borsellino, la verità di Mario Mori. L'ex generale dei Ross ha risposto alle domande dei commissari antimafia. Andiamo a vedere anche sul Giornale di Sicilia questa notizia in apertura: Mori sulla casa di Rina, era inutile perquisirla. Queste le parole appunto del generale, dell'ex capo del ROS davanti alla commissione antimafia. Non era il covo, ma era la villa in cui viveva la moglie Ninetta Bagarella. Non avrebbe mai tenuto i documenti legati alla sua attività criminale. Questa è la posizione appunto di Mori. La decisione fu presa in una riunione con l'obiettivo di catturare eventuali favoreggiatori. Vediamo un'altra notizia, quindi cambiamo decisamente argomento, perché c'è questa foto dedicata a Gigi D'Alessio. L'artista napoletano si esibirà insieme ad altre star al Barbera di Palermo per uno show tra l'altro benefico. Gigi D'Alessio e i suoi amici, doppio show al Barbera. La solidarietà è il motore dei concerti voluti appunto dalla Fondazione Dragotto. Si chiama appunto il concerto Gigi and Friends, evento che unisce lo spettacolo alla solidarietà proprio sotto la guida di Gigi D'Alessio e di questa fondazione. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia di oggi. Vediamo intanto corruzione, tegola su Galvagno e le mance sugli eventi all'incasso, ma poi vediamo un'altra notizia che approfondiremo magari tra poco con la rassegna nazionale, perché sono uscite le motivazioni del processo Open Arms che ha visto l'assoluzione del ministro Salvini. I giudici su Open Arms, Salvini assolto, spettava alla Spagna dare il porto. E poi ancora il giallo di Leonforte per quanto riguarda invece la cronaca: ucciso a martellate in casa, 3.000 euro, sfuma la pista quindi della rapina. Vediamo all'interno questa notizia: il delitto imperfetto di Leonforte, in casa della vittima c'erano 3.000 euro, naturalmente si sgonfia questa ipotesi appunto di una rapina finita male. E poi anche qui si parla ancora delle parole di Mori in commissione antimafia. Borsellino da tempo era incupito. I racconti di Mori e De Donno sul rapporto mafia appalti e le indagini sui PM di Palermo. Pignatone e Leonforte mi querelarono per calunnia. Ancora su questa pagina ricorderai una notizia di un bel po' di tempo fa, di questi 6x3 che campeggiavano in città a Catania. Festeggiò il figlio con i 6x3 in stile Casamonica. Adesso arriva la condanna per mafia a 6 anni e 8 mesi, sentenza per l'esponente dei Laudani. Ancora la prima pagina di Catania. Vediamo tra le tante notizie Via Zurria, il complesso nel mirino. Da quando il parcheggio è aperto fino a tarda ora i furti sono cresciuti in maniera esponenziale, la sorveglianza non è garantita e gli stalli a pagamento non sono disegnati sul terreno, ingannando quindi l'utenza. E poi qui vediamo alcune immagini che arrivano invece dalla Sicilia, con questa pioggia copiosa che appunto è arrivata
arrivate. Dovrebbe essere Taormina, forse quella questa che è vediamo Taormina, sì, la città finisce sott'acqua, ma ha retto bene quantomeno il costone sovrastante la via a Garipoli, dove ci sono stati dei lavori ultimamente. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per le notizie che arrivano dall'Italia e anche dal resto del mondo con le testate nazionali, ma come ogni mattina a quest'ora è il momento di aprire una finestra sulla viabilità. Per questo ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno a Salvatore Licco, l'ispettore Salvatore Licco, che ci parla oggi da Ragusa. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a lei telespettatori dal personale del compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Iniziamo subito con le condizioni del traffico odierne lungo la rete viaria di nostra competenza. Iniziamo dalla 20 Messina-Palermo e qui bisogna dire subito che ai telespettatori che bisogna prestare la massima prudenza in quanto al momento ci sono in atto 2 incidenti, uno tra Sant'Agata di Militello e Santo Stefano ed uno in corsia opposta, sempre alla stessa altezza, però siamo tra Santo Stefano e Sant'Agata in questo caso, al chilometro 124 e 125, dovute alle bombe d'acqua che stanno attraversando in questo momento. Sempre sulla medesima autostrada, dal giorno 15 giugno 2025 al 21 giugno 2025, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, c'è la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Patti, al chilometro 66 più 600, e Brono, al chilometro 84 più 135. In direzione Palermo è la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Patti, con rientro allo svincolo di Brono, per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo. Sull'A18 Messina-Catania ci sono code in uscita al casello di San Gregorio in direzione Catania per traffico intenso. Sull'A18 di Remazione, sull'RA15 tangenziale Catania, sulla tangenziale di Catania si segnalano code e traffico intenso in direzione Siracusa. Traffico intenso degli orientamenti sull'A18 dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud Catania Centro. Sull'A18 Catania-Siracusa Modica, tratto Tavola e Casside in direzione nord, verso Siracusa quindi, è aperto ma persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Sulla 19 Catania-Palermo, prestare attenzione a guidare con prudenza a causa dei molteplici cantieri. Sulle strade statali, quindi siamo sulla viabilità ordinaria, sulla SS 121 Catania-Paternò ci sono rallentamenti tra Pelotavola e Mister Bianco, direzione Catania con traffico intenso. Sulla SS 192 Valle del Vittaio, la SS 284 Paternò Randazzo, al momento non ci sono criticità. Sulla 194 e sulla SS 514 Lampisana, anche qui non c'è nessuna criticità, ma bisogna prestare attenzione e guidare con prudenza, anche qui a causa dei molteplici cantieri. Sulla SS 417 Catania Gela nessuna criticità. Adesso sono i consigli quotidiani per la sicurezza stradale. Oltre a raccomandare come sempre di porsi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali, durante la guida è importante mantenere una distanza di sicurezza adeguata alle condizioni di traffico, velocità e le condizioni ambientali, visto le odierne bombe d'acqua. Si raccomanda quindi sempre di non superare i limiti di velocità e adeguarli in virtù delle piogge in atto, anche perché a causa della pioggia c'è sempre il fenomeno dell'acquaplaning che può essere causa di incidenti. Ringraziamo a questo punto la redazione per questo collegamento che dà sempre visibilità alla Polizia Stradale, permettendoci di avere un rapporto più diretto con l'utenza. Saluto i telespettatori e augurando a tutti buona strada e una buona giornata. Grazie all'ispettore Salvatore Licco. Con la Polstrada ci ritroviamo lunedì mattina con Buongiorno Sicilia. Grazie ancora. E adesso vediamo qual è la situazione viabilità sulla città di Catania. Le immagini ci portano in via Vincenzo Giuffrida. Qui la situazione è particolarmente tranquilla. Il traffico è pressoché nullo o quasi. Da via Vincenzo Giuffrida adesso andiamo sulla circonvallazione di Catania. La situazione è
uguale, non si discosta di molto. Poche le auto in questo momento stanno percorrendo la circonvallazione in direzione Mister Bianco, verso il Policlinico, insomma in direzione Policlinico, e anche diciamo, sul nodo Gioieni, al tondo Gioieni, non ci sono particolari situazioni di criticità. Se riusciamo diamo anche uno sguardo, tempo permettendo, nuvole permettendo, all'Etna. In questo momento la situazione è serena, è rientrata, sapete, l'eruzione già nella giornata di ieri. Comunque c'è tanta nuvolosità in questo momento, non riusciamo a vedere, diciamo, i crateri, il cratere di nord-est e comunque, insomma, la parte sommitale del vulcano. Ci fermiamo qui, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta per leggere i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia e anche dal resto. Da fra pochissimo. È il momento di leggere insieme i quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, naturalmente in primo piano c'è la guerra in Medio Oriente, questo nuovo fronte di guerra tra Israele e l'Iran. E allora andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, perché è passata già una settimana appunto da quando l'Iran ha attaccato, Israele ha attaccato l'Iran, e poi naturalmente c'è stata una controffensiva. Vediamo Israele, Iran, la mossa di Trump. Adesso ci si interroga su quella che potrebbe essere la posizione degli Stati Uniti, che potrebbero entrare nel conflitto. Il presidente americano, dopo la firma dei piani d'attacco, decide in 2 settimane, quindi 2 settimane cruciali, durante le quali si capirà che cosa faranno appunto gli Stati Uniti. Khamenei intanto accetti l'accordo sul nucleare, i Pasdaran pronti a chiudere Hormuz. E poi, dicevamo oggi, i primi 7 giorni di guerra. Intanto Teheran ha colpito un ospedale a Israele. Fortunatamente tanti pazienti erano stati fatti evacuare, quelli che erano rimasti nell'ospedale erano stati comunque portati in luoghi più sicuri dello stabile. Andiamo a vedere all'interno. Gli Stati Uniti, pronto l'attacco in Iran, sono vicini all'arma atomica. Da Trump, 15 giorni per la resa, il presidente è ormai convinto della necessità di azzerare appunto il programma nucleare di Teheran, che è il nodo della questione e la motivazione per cui Israele ha appunto attaccato l'Iran. Ma la portavoce della Casa Bianca spiega contatti con gli ayatollah, ultima chance. Intanto ci sono 2 leader che in questo momento stanno premendo per la tregua. Stiamo parlando di Putin e Xi Jinping, quindi Russia e Cina, paradossalmente, che chiedono la tregua. Putin Paradossalmente forse più per Putin, che non vuole sentire parlare di tregua in Ucraina. Perché insomma è coinvolto in un conflitto insomma, che va avanti ormai da anni e che in questo caso invece si pone per la pace. Putin sente sì, tregua subito, si rischia il conflitto regionale. Andiamo a vedere sull'altra pagina intanto quale potrebbe essere la sfida, quella degli Stati Uniti, una super bomba nata dal flop afghano per annientare i bunker iraniani, soprattutto il sito di Fordow, perché è costruito in una montagna scavata, si trova a 90 metri sottoterra, e diciamo che le armi, comunque i missili israeliani non riuscirebbero ad arrivare così in profondità, a differenza invece di quelli americani. Per questo l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto potrebbe essere decisivo per cancellare, appunto, leggiamo, il nucleare. Saranno usate le MOP disegnate su misura per il sito di Fordow. I generali assicurano funzioneranno. Ancora vediamo intanto i nuovi raid dell'IDF, colpito il reattore di Arak, i Pasdaran che dicono fermeremo Hormuz. E qui vediamo appunto un'immagine satellitare di Arak dopo il colpo, a destra invece il video del raid con l'esplosione. L'impianto era al centro dell'accordo del 2015 e non era attivo, nessun effetto radiologico, stretto a rischio
se gli Stati Uniti non intervengono. Lo stretto di Hormuz, dove tra l'altro passano anche merci, quindi chiudere questo stretto potrebbe... Diciamo che passa tanto petrolio e tanto gas da quello soprattutto quello, e quindi la chiusura potrebbe causare, come sempre, delle refluenze negative a livello mondiale. Andiamo a vedere anche quest'altra pagina, perché qual è l'allarme? Non solo, macerie per distruggere l'uranio, si rischia un'altra Chernobyl. Ricordiamo che nel mirino gli obiettivi appunto di questi attacchi sono proprio dei siti nucleari. L'AIEA dice concreta possibilità di incidente, il sito più pericoloso è quello di Bushehr. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, la prima pagina. Trump ricambia idea, 14 giorni per trattare, attacco degli Stati Uniti rinviato, riaperto il negoziato, e ancora Libero. L'ultimo delirio, scrive oggi sciopero per l'Iran, 3 sindacati bloccano aerei, treni, bus e traghetti di venerdì con l'ambizione di fermare le guerre in Medio Oriente. L'unico effetto sarà colpire gli italiani a partire da questa notte, insomma lo sciopero del trasporto pubblico, anche per dire no alle guerre. E poi soccorso dell'Unione Europea all'Ayatollah, mentre gli amici Putin e Xi lo scaricano. Ancora il Manifesto, scrive reazione a catena, non abbiamo cospirato per la guerra, giura il direttore dell'Agenzia ONU per l'atomica, ma la risoluzione che ha censurato l'Iran per l'arricchimento dell'uranio non è stato un incidente. Accelerazione e finti equivoci, così Israele e alleati hanno cercato il casus belli. Il Corriere della Sera, raid in Iran, Trump prende tempo, 2 settimane per decidere se bombardare. Si muove l'Europa, oggi vertice con Teheran. Intanto vediamo anche le altre notizie. Questo caso di cronaca che è avvenuto a Roma, a Villa Pamphili. È stata identificata la donna morta assieme alla bambina, e lei, Anastasia, la donna morta, ora ha un nome. E poi un altro caso nel caso, perché l'assassino aveva ricevuto dei fondi per un film. Film che non è mai stato realizzato, chiaramente, dal Ministero della Cultura, 863.000 euro. Giuli, sgomento e rabbia, queste le parole appunto del nuovo ministro. Finanziamento che risale a qualche anno fa, non recente. Sì. E poi ancora il caso Paragon, si torna a parlare di questo caso di spionaggio, anche D'Agostino tra i 7 spiati, verifiche sui cellulari. Anche qui vediamo poi la notizia, le motivazioni della sentenza del processo Open Arms che ha assolto Salvini, quel no allo sbarco, i giudici non era obbligato. Andiamo a vedere all'interno appunto il no di Salvini allo sbarco, per il Tribunale non era obbligato, le motivazioni della sentenza che ha assolto il vice premier. Lui, difendere l'Italia non è una colpa. E poi ancora, non so se abbiamo qualche minuto. Un minuto ancora? Allora, vediamo intanto Garlasco, si torna a parlare naturalmente, si parla quotidianamente di Garlasco, di questa nuova inchiesta, lite sui rifiuti, perché paradossalmente a 18 anni dall'omicidio sono stati analizzati i rifiuti di casa Poggi. Adesso ci può essere il DNA, i legali di Sempio non si possono usare. 10 ore di confronto, sulle impronte non c'è sangue, ci sono le parole del generale Garofano, che tra l'altro oggi all'epoca era il capo dei RIS, oggi invece è consulente di parte di Sempio. Spazzatura ben conservata, Bocellari, ulteriori analisi sulla traccia 10. È un po' una guerra, uno scontro anche di consulenze, quello che è stato ribattezzato la Twin Peaks italiana, purtroppo. E poi questo caso che lascia sgomenti tutti quanti. Anastasia dalla Siberia a Malta, poi la morte a Villa Pamphili. L'ipotesi degli investigatori è stata soffocata da Kaufman, identificata dopo 12 giorni.
partì dalla Russia per studiare inglese. È stata riconosciuta dalla madre anche grazie ai tatuaggi, e qui vediamo il racconto appunto della madre: mia figlia, quello è il suo tatuaggio, la madre l'ha svolta in video chiamata. La testimonianza da Omsk: mi scrisse che aveva problemi con quell'uomo che poi si è rivelato l'assassino di lei e della loro bambina. Grazie Emanuela, fermiamoci ancora alle previsioni meteo e poi saremo in studio per parlare di una situazione che potrebbe scattare dal 1° luglio, cioè l'assenza dei medici anestesisti sugli elicotteri dell'elisoccorso. C'è una vertenza in atto, cercheremo di capire quali sono i motivi. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si rinforza l'alta pressione sul nostro territorio, il sole sarà il protagonista, avremo solo qualche isolato fenomeno sui settori alpini e sulle coste del basso versante tirrenico nella seconda parte della giornata. E in Sicilia dunque inizialmente prevarrà il sole con qualche nuvola di passaggio. Solo nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni a carattere sparso nelle aree interne, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Temperature massime diurne che resteranno al di sotto dei 30 gradi. E per la giornata di sabato il sole sarà il protagonista assoluto in Sicilia, con cielo sereno e sgombro da nuvole per l'intera giornata. Temperature massime diurne che torneranno ad aumentare fino a toccare localmente anche i 33-34 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, con noi in studio c'è Carmelo Calvagna, buongiorno, grazie per essere con noi. Lei è segretario regionale della CGIL Medici ed è anche anestesista al Policlinico di Catania. Qual è la questione? La questione è quella degli anestesisti del 118 che minacciano lo stop a partire dal 1° luglio. Cerchiamo di capire e inquadrare qual è la situazione, perché questo stop deriva probabilmente dal fatto che quella che doveva essere una normativa, diciamo così, che è già stata ratificata, mettiamo così, dalle altre regioni, ancora in Sicilia non è stato fatto. Perché? Cerchiamo di capire i motivi. Allora, diciamo che il 118, ma non soltanto l'elisoccorso, diciamo anche l'emergenza in genere, viene molto spesso coperta dai colleghi che sono in libera professione, perché ovviamente non abbiamo la maggior parte degli anestesisti, ma quantomeno del personale del 118 non è assunto a tempo indeterminato o determinato all'interno dell'Agenzia regionale per l'emergenza. I colleghi ovviamente dopo aver effettuato il loro lavoro, e non parlo soltanto di anestesisti, parlo di medici in generale, compresi anche gli infermieri, perché tutti quanti da questo punto di vista sono in questa situazione, coprono questi turni in incentivazione, cioè nel senso dopo aver fatto il loro lavoro all'interno dell'ospedale. Finiscono il loro turno e poi ne fanno poi, un altro. Sì, in realtà poi osservano il riposo, perché ci sono i contratti che dicono che c'è il riposo dopo 12 ore, possono andare a coprire un turno di lavoro extra. Il problema è che a questo punto siamo fermi, ma non perché si parla di situazioni di disagio o perché siamo venali o perché i colleghi o gli infermieri sono venali, perché siamo a questo punto al ridicolo, nel senso che un anestesista per l'elisoccorso prende una quota di 32 euro netti, dai 32 ai 34 euro netti l'ora, ovviamente rischiando quelle che sono la situazione anche personale, perché ovviamente si sale sull'ambulanza o si sale sull'elicottero, quindi con grande difficoltà, perché comunque sono rischi a cui si va incontro. Non ultimo, la Regione Lombardia qualche giorno fa ha portato gli aumenti all'interno della loro agenzia stessa regionale. Dal 1° luglio le quote passeranno a circa 60 euro netti per i medici e a circa 40 per gli infermieri e 20 per gli autisti.
Ora, la somma non è una somma, voglio dire, che copre ovviamente tutto quello che è il rischio, però questo è il minimo che comunque del personale già specializzato, laureato, che fa oltretutto questo servizio al di fuori dell'orario di lavoro. Diciamo che questo è un servizio importante quando si tratta di emergenza, perché un anestesista interviene in situazioni di grande criticità e quindi molto spesso salva vite umane, si interviene su pazienti che per la richiesta del soccorso dell'ambulanza che arriva è necessario che ci sia un personale altamente specializzato, grande professionalità. Ma perché si deve arrivare a questo tipo di minacce? C'è la possibilità di trovare una mediazione, un'intesa da qui? Ormai mancano pochi giorni, oggi ne abbiamo 20, manca davvero pochi giorni. E quali sono i rischi di un elisoccorso senza l'anestesista? Allora dico che noi abbiamo già cercato l'interlocuzione con l'assessore, con l'assessorato. Credo che da qui a inizio luglio ci saranno comunque i tempi tecnici per poter avere un'interlocuzione seria e cercare di capire. Ovviamente io credo che i colleghi alla fine il 1° luglio non interromperanno il servizio così d'amblè, perché non si può lasciare il servizio territoriale d'emergenza scoperto. Però è chiaro che questo già è un sistema di allarme che si lancia all'assessorato, con cui si vuole interloquire, perché io non credo che siano questi i grandi problemi della sanità regionale. Molto spesso il sistema di emergenza e urgenza ha coperto anche le carenze del territorio. Cioè, stiamo parlando di una regione che al momento presenta una rete ospedaliera ferma, non sappiamo se a Palermo o a Roma, è un territorio in questo momento assolutamente abbandonato, dove il 118 molto spesso si sostituisce. Perché se non si ricostruisce il territorio, il 118 sarà sempre impegnato in queste urgenze che non vengono coperte da questi. E ovviamente con situazioni che sono allarmanti, quindi almeno l'interlocuzione seria con l'assessorato per capire quali sono le ipotesi di risoluzione del problema, aspettando che tutto quello che comprende la rete territoriale e la rete ospedaliera si sblocchi. Ma ripeto, i colleghi non sono così, come dire, così rigidi. Io credo che comunque sia la posizione. Quanti sono gli anestesisti che lavorano a bordo e delle ambulanze ma anche delle risorse? Io credo che gireranno non meno di 100 anestesisti in Regione Sicilia che fanno questo servizio ovviamente in extra lavoro. E tanti quanti sono quelli che poi girano nelle ambulanze medicalizzate. Ricordo che l'elisoccorso è formato da un'equipe anestesiologica importante, ma anche alcune ambulanze medicalizzate sono formate da anestesisti, perché il numero è così ridotto degli specializzati in anestesia che non si riesce a coprire comunque tutte le ambulanze medicalizzate. E faccio un'altra osservazione: a questo punto possiamo dire che è un problema di carattere politico, non tanto tecnico? Credo che il problema sia di carattere politico che probabilmente anche di carattere tecnico, nel senso che a questo punto io credo che il finanziamento a livello regionale ci sia e sarà disponibile a breve. Ripeto, l'interlocuzione con l'assessorato è la cosa fondamentale. Io credo che a questo punto l'assessore debba fare un tavolo tecnico e capire quali siano le problematiche, perché ancora questo, dopo alcune già interlocuzioni, non si sia bloccato. Questo ovviamente è un discorso che si deve approfondire e riguarda, ripeto, non soltanto gli anestesisti ma i medici in generale che sono nell'ambito del 118, come gli infermieri e i tecnici e gli autisti soccorritori del 118 stesso. Le faccio una domanda: se si dovesse verificare la situazione peggiore, lo scenario peggiore, cioè dal 1° di luglio nessun anestesista salga sull'elisoccorso oppure su un'ambulanza medicalizzata, ci sarebbero grossi problemi? Ci sarebbero grossissimi problemi, ma ripeto, credo che i colleghi non faranno mai mancare quello che è il loro supporto tecnico all'interno sia dell'elisoccorso che delle ambulanze. È chiaro che se continuasse ad andare in questa situazione e non si muove nulla, è chiaro che alla fine poi, certo, il risultato sarebbe veramente spiacevole. Allora, magari ci risentiamo più avanti, cerchiamo di capire che cosa è successo, se si è trovata, si è trovato l'accordo, perché poi alla fine non credo che sia una spesa così, importante da mettere in crisi
la regione siciliana da questo punto di vista? Perché già la regione siciliana assorbe, la sanità assorbe il 50% di quello che è il budget, sì, regionale e gli introiti regionali, quindi non credo che qualche centinaia di migliaia di euro possa mettere la regione in difficoltà. Credo che ci sia in questo momento qualche problema o probabilmente una mancata collaborazione tra le parti. Beh, speriamo che si possa trovare questa collaborazione tra le parti. Grazie per essere stato con noi Carmelo Calvagna, che è il segretario regionale della CGIL Medici ed è anche anestesista al Policlinico di Catania. Ma lei ogni tanto fa questo servizio a bordo degli elicotteri? Io devo dire che non riesco a farlo perché ho un incarico al Policlinico, quindi non lo faccio, ma conosco molti colleghi che lo fanno e veramente sono, devo dire, veramente legati al servizio stesso, perché comunque il nostro lavoro è un lavoro di grande responsabilità e chi lo fa togliendo anche spazio alla propria vita personale e alla famiglia. Grazie, ci fermiamo qui, fra poco saremo di nuovo insieme e parleremo di depressione postpartum. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, già annunciato, adesso parliamo del disagio postpartum e soprattutto del ruolo delle parti sociali. Con me in studio questa mattina c'è Maristella Portelli, buongiorno. Buongiorno. Che è presidente dell'Associazione Professioni per Equità, e anche Rosa Zito, che è responsabile del servizio sociale del Cannizzaro, ospedale Cannizzaro di Catania. Buongiorno, grazie per essere qui. Se ne è parlato di questo tema anche ieri nel corso di un incontro al Palazzo della Cultura qui a Catania, un incontro che arriva dopo alcuni fatti di cronaca spiacevoli. L'ultimo recente è avvenuto a Messina, ce n'era stato un altro qualche mese fa a Mister Bianco. Parliamo della depressione postpartum, delle difficoltà che vivono, del disagio che vivono molte donne diciamo durante il periodo del parto. Adesso cerchiamo di capire quando si avvertono questi primi segnali e se ci sono dei segnali che possono essere dei campanelli d'allarme. Parlo con Maristella Portelli. Sì, noi siamo un'associazione che, come diceva lei, racchiude diverse professioniste. Diciamo ciò che ci guida è un po' l'analisi del territorio di quello che accade, perché il nostro obiettivo è come dire, andare ad analizzare, se possibile puntare l'attenzione e trovare soluzioni ai problemi che sono di ostacolo alle pari opportunità e all'inclusione. I fatti di cronaca a cui faceva riferimento lei hanno rappresentato per noi un po' un campanello d'allarme per un problema che abbiamo ritenuto, dopo la discussione di ieri, capito essere non semplicemente un problema sanitario di carattere medico, ma un problema sociale assolutamente. Proprio per questo abbiamo appunto come associazione voluto creare l'incontro alla tavola rotonda, coinvolgendo le diverse parti sociali. A parte noi professionisti, io sono un notaio, ma in associazione ci sono avvocati, commercialisti, medici, architetti, geometri. Abbiamo coinvolto la magistratura, abbiamo coinvolto i politici e ovviamente i medici, psicologi, assistenti sociali, proprio perché riteniamo che il punto di vista di ciascuna parte sociale sia importante per accendere i riflettori su aspetti che magari ad altri sfuggono. E allora proprio all'assistenza che si può dare a queste donne, adesso cerchiamo di accendere un riflettore su questo tema, perché molte volte magari si pensa che possa essere qualcosa di irrilevante. Invece i fatti a cui abbiamo fatto riferimento evidenziano come sia un problema drammatico in alcune circostanze. Poi arrivano le tragedie. Spesso anche inconsapevolmente si arriva alla tragedia, quindi serve una grandissima attenzione. Sì, è l'attenzione che necessita anche durante il percorso della gravidanza, con degli elementi che indicano sostanzialmente quali possono essere anche i fattori di rischio, anche perché guardare alle determinanti sociali che sono la casa, il lavoro, la rete familiare, rappresentano già durante la gravidanza degli elementi significativi che possono in qualche modo prevenire poi il rischio e le conseguenze che
poi tutti quanti viviamo in maniera anche dal punto di vista morale e umano, sicuramente rappresenta una grande difficoltà quella di andare a intercettare e soprattutto a abbassare le barriere della diffidenza che in qualche modo spesso si attivano nelle classiche situazioni dove passerà, è un momento nevralgico, un momento particolare, però è uno dei momenti più delicati della vita di una donna ma anche di una famiglia. E allora, come si fa a intercettare? Esistono dei modi, dei sistemi? Leggo che tra le proposte che sono arrivate ieri ci potrebbe essere un test, c'è un test sì, ci sono, per cui praticamente si cerca di capire se c'è disagio oppure no, ecco. Uno dei più magari accreditati è sicuramente la scala di Edimburgo, che è un questionario di autovalutazione, quindi è la donna direttamente che accetta di sottoporsi a questo questionario e può dare degli elementi significativi che attivano un intervento di rete attraverso tutti i servizi che contribuiscono alla tutela della maternità e alla tutela del nascituro, e quindi di conseguenza l'intervento dei servizi sociali comunali, l'intervento di servizi specialistici a partire dalla salute mentale dei servizi territoriali dell'ASP, e quindi un percorso virtuale che poi diventa concreto e si realizza attraverso un progetto personalizzato che cura di più la tutela, la protezione, piuttosto che la vigilanza e il controllo. Alla rete di sostegno vorrei arrivare adesso, perché ieri a questo confronto erano presenti professionisti di ogni settore, ma avere una rete sul territorio che vigila, che fa da sentinella, così, e soprattutto poi all'interno della famiglia questa rete deve arrivare, perché è la famiglia che riesce a carpire in qualche modo se ci sono dei segnali di disagio. Quanto è importante e in che tempi si può arrivare magari a istituire, a istituzionalizzare una rete di questo tipo? Beh, noi ci auguriamo in tempi veramente brevissimi, anche perché dalla discussione della tavola rotonda di ieri sono emersi tanti campanelli d'allarme e tante proposte. La dottoressa Di Stefano, per esempio, parlava dell'importanza del pediatra, che ha comunque un punto d'osservazione privilegiato. Lei si occupa del pronto soccorso, diceva proprio che in pronto soccorso pediatrico arrivano tanti bimbi i cui campanelli d'allarme, le cui caratteristiche sono tali che consentono una analisi in tal senso, e parlava dell'importanza di fare rete anche con i pediatri privati, allo stesso modo nelle varie professioni, perché come dicevo poc'anzi, il problema è un problema biologico, psicologico e sociale, per cui non si viene a realizzare, la depressione non è un meccanismo automatico causa-effetto, quindi gravidanza, depressione, ma nasce da tutta una serie di concause. Quindi i campanelli d'allarme per poterle intercettare sono tanti e non riguardano soltanto un aspetto, ma più aspetti. Da ieri è emersa proprio anche l'esigenza, la volontà e il desiderio di creare un tavolo tecnico per far sì che ciò che è emerso ieri non rimanga semplicemente un'idea campata per aria, ma si concretizzi in proposte da fare poi a livello locale certamente, perché no anche regionale. C'è un aspetto anche da considerare, cioè la tutela legale e le politiche di sostegno alle famiglie. In questo senso, da un punto di vista legale, cosa si può fare, cosa si potrebbe fare? Beh, a livello legale ieri c'era l'avvocata Denise Caruso che ha sottolineato l'importanza appunto dell'assistenza alle donne e dell'approccio che il legale appunto deve avere rispetto a queste donne, perché bisogna anche superare una forma un po' di ritrosia e di timore che spesso si ha in questi settori, quindi affidarsi con fiducia, proprio perché derivando queste situazioni da contesti preoccupanti magari sarebbe sufficiente risolvere il problema al monte, proprio per evitare le conseguenze drammatiche che tutti conosciamo, che abbiamo conosciuto. Prima di chiudere, tornando all'assistenza al supporto sociale che si può dare a queste persone, chiaramente è difficile, capiamo benissimo che entrare nell'intimo, nella privacy molto spesso è un ruolo delicato e complicato.
ci possono essere delle chiavi di lettura per facilitare questo accesso? Sicuramente il diritto all'informazione di questa nuova famiglia che si crea, che si forma diciamo, nell'imminenza del ricovero e nella presenza limitata nel tempo, 4-5 giorni di ricovero ospedaliero, quindi l'informazione, la tutela della maternità con tutti i benefici che sono collegati al sostegno alla genitorialità e che quindi in qualche modo possono contribuire alla riorganizzazione familiare, dall'assegno di maternità per donne che vivono condizioni magari precarie di inserimento lavorativo, al bonus asilo nido, che è un beneficio diffuso e il diritto per tutti, per tutte le giovani coppie che hanno figli entro i 36 mesi. Questa possibilità, l'intervento, il sostegno di servizi dedicati e di supporto alla genitorialità in qualche modo intanto riduce i rischi di un precipitare della situazione, introduce elementi esterni alla famiglia che possano in qualche modo anche intercettare quei fattori di rischio che possono in qualche modo evitare le tragedie. E ne parleremo ancora, è un tema molto interessante questo, grazie alla Presidente dell'Associazione Professioni per Equità, buongiorno a Maristella Portelli, e grazie anche alla responsabile del servizio sociale del Cannizzaro di Catania, Rosa Zito. Noi ci dobbiamo fermare, altra sosta, adesso parleremo d'altro, tema più leggero sicuramente, ma non meno impegnativo, perché parliamo di soccorso in mare e anche lì bisogna fare di tutto per evitare che poi ci possano essere dei momenti, diciamo, drammatici e irreparabili. Cercheremo di capire che cosa succede, ci collegheremo in diretta e proveremo anche a seguire, simulando chiaramente, un soccorso in mare. Tutto questo fra pochissimo. Allora parliamo adesso di soccorso in mare, di vite salvate in mare e i bagnini come entrano in azione. Ci colleghiamo con Edoardo Sergi. Buongiorno Edoardo e benvenuto anche a te stamattina a Buongiorno Sicilia. Sei con un ospite, Sandro Gaio, che è il presidente nazionale del Corpo Volontario di Soccorso diciamo marittimo. Buongiorno. Buongiorno a te Angelo, ci troviamo proprio a Santa Tecla, una spiaggia amata sia dagli ecesi ma anche dai catanesi, perché a breve noi scopriremo cosa c'è dietro il mondo dei bagnini, cosa c'è dietro il mondo dei salvataggi e ce lo spiegherà ovviamente Sandro Gaglio. Ma io partirei innanzitutto prima con Sandro dalle novità di quest'anno, perché sappiamo che col decreto mille proroghe è cambiato molto. Quali sono le principali novità? Perché sappiamo che ci si muove su più fronti, non solo sulla minore età che ormai è cambiata, ma anche su come prendere questo benedetto brevetto. Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti. Il passaggio importante è stato che da quest'anno l'unica società nazionale che ha i titoli per brevettare è la FIN, la Federazione Italiana Nuoto, sezione salvamento. Prima c'erano 3 società, c'era la Società Nazionale Salvamento, la FIN e la FISA. Con un decreto del ministro Salvini il tutto è stato accorpato e l'unica società che può brevettare è la FIN. Quindi quello che è partito quest'anno è una novità in assoluto, esiste un solo ente che può brevettare. L'altro passaggio è che fino a settembre è consentito il brevetto per chi ha 16 anni e un giorno. Da settembre aspettiamo le novità, o questa cosa possa continuare e quindi come sedicenne può venire a fare l'assistente bagnante, o seppure ci vogliono 18 anni. Questo lo potremo avere come dato chiaro solo a settembre, quando finisce il periodo di proroga, le 1000 proroghe, un'altra proroga che guarda i bagnini. Insomma, altre novità sono anche quelle legate alle bandiere, perché ho scoperto non esiste più la bandiera bianca, ma esiste la bandiera verde. Ecco, ce le vuoi spiegare, perché magari un bagnante che arriva appunto a mare vuole capire quali sono le condizioni? Benissimo, noi abbiamo dei cartelli particolarmente grandi dove in 3 lingue cerchiamo di spiegare innanzitutto metri meno 1,60 è la profondità che comunque crea qualche problema. Noi la segnaliamo con cartelli particolarmente vistosi. La stessa cosa le bandiere, non più bandiera bianca ma bandiera verde, per dire il verde sta come puoi passare, puoi andare a mare, grande tranquillità. Nella sostanza non è cambiato molto, ma anche qui in 3 lingue noi mettiamo in evidenza
il perché del colore della bandiera, il verde si può andare, il giallo condizioni meteo marine, possibilmente c'è vento, stiamo attenti agli ombrelloni, il rosso condizioni meteo marine avverse e quindi noi sconsigliamo di andare a mare, questo è quello che noi facciamo. Allora Sandro, fra 30 secondi partiamo, capiamo cosa succederà a breve. Beh, succederà che noi stiamo dimostrando come i nostri volontari sono nelle condizioni di arrivare da chi chiede aiuto sia a nuoto, sia con la canoa, sia con un gommone, quindi loro sono abilitati a portare mezzi diversi e a nuoto a dimostrare la tempistica, perché adesso noi cercheremo di cronometrare quella che è la tempistica che loro ci metteranno per arrivare dove la persona ha chiesto aiuto e ritornare velocemente, perché nel frattempo è potuto accadere di tutto, ha perso i sensi, ha bevuto, è una situazione che noi dobbiamo gestire fino all'ultimo istante, prima che arrivi il 118, prima che arrivi l'ambulanza. E allora diamo il via a questa simulazione e lasciamo le immagini di Gaetano Iudica. Io e Sandro andiamo in telecronaca, possiamo partire? Sì, 3 secondi che mettiamo su. Ragazzi, siete pronti? Siamo in diretta! Come vedete c'è un bagnante a mare, grazie alle immagini appunto di Gaetano Iudica. C'è il fischio, 3, 2, 1, vai, forza! Allora, cosa stiamo vedendo, Sandro? Stiamo vedendo innanzitutto i bagnini che hanno sentito il grido d'aiuto di una persona, vedete là in fondo, che sta chiedendo aiuto. Vedete già il tempo tecnico di far partire un mezzo nautico e i bagnini e la canoa. Quindi si sta vedendo nella sostanza perché? Perché noi abbiamo come necessità di arrivare da dove c'è la persona che chiede aiuto e, come diciamo noi nella vita, farla aggrappare. Cioè in quel momento uno chiede qualcosa dove aggrapparsi, arriverà il bagnino, arriverà la canoa, nel frattempo sta arrivando il gommone, perché per avere certezza che la persona che ha chiesto aiuto possa essere curata anche in termini di rientro. Vedete dietro c'è una barella gialla, perché se la persona, ecco state vedendo, si avvicina, gli ha dato il Baywatch, immediatamente viene presa e adagiata sulla barella, il che significa ha potuto sbattere la testa, ha delle ferite. Non sappiamo il tipo di malore che ha avuto. Non lo sappiamo, ha chiesto aiuto, tanto ci andiamo, la prendiamo e la portiamo a terra. Ora la tempistica è la tempistica necessaria per poter far arrivare a riva la persona che ha chiesto aiuto. Come vedete sono là, stanno cercando di dare certezza che la persona sia ben imbracata, cioè sia ben adagiata, e adesso torneranno velocemente perché l'operazione non è finita, lì è iniziata l'operazione di salvataggio. Siamo arrivati, abbiamo preso la persona, vedete i bagnini sono dietro, li stanno sostenendo, il gommone è con la persona che ha chiesto aiuto, la canoa è rientrata, che è la prima in queste condizioni ad arrivare. Perché non è detto che il mare è sempre così calmo. Oggi c'è bandiera verde, ne parlavamo prima. Bandiera verde, oggi il mare è calmo, condizioni meteo marine particolarmente positive e quindi tutto ciò che abbiamo fatto, vedete, tutti si muovono all'unisono. Quindi la tempistica dell'arrivare a prendere la persona che ha chiesto aiuto e portarla qui, noi abbiamo impiegato meno di 1 minuto. Quindi siamo... Grande preparazione atletica anche. Su questo non si discute, perché quando noi andiamo a selezionare i ragazzi che vengono da noi in associazione, innanzitutto il tempo che perdo è nel periodo di novembre-dicembre, girando piscine, cercando ragazzi che fanno pallanuoto, cercando ragazzi che hanno esperienza di nuoto ben consolidata. Ecco, acceleriamo per venire qua, perché è svenuta. In questo momento stiamo registrando che la persona che è in acqua non dà più segni, ecco, di vita. Non sappiamo il perché, ha avuto un'ischemia, un infarto, una paresi, qualunque problema possa essere, ha sbattuto la testa. Quindi immediatamente viene messa qui per essere, come si suol dire, aiutata col BLS. Abbiamo i 2 che sono arrivati primi. C'è un primo soccorso. Sì, esatto, il primo soccorso l'abbiamo fatto, quello in acqua. Adesso c'è il BLS. Ecco, parte il BLS. Noi ci possiamo avvicinare, così facciamo vedere anche. Dai, iniziamo con. Vai a vedere le vie respiratorie. Vedi se sta respirando.
Come potete vedere, la prima cosa che si fa è capire se sta respirando, se ha la capacità di respiro. Non sente niente, quindi a questo punto noi utilizziamo dei fatti importanti. Innanzitutto sta prendendo il pallone amo, perché lui adesso utilizzerà 30 massaggi cardiaci con 2 insufflazioni che sono quelli dell'ossigeno. Ecco, lui sta cercando di rianimare la persona perché non respira. Potrebbe avere anche acqua nei polmoni in questo momento. Sì, può avere acqua nei polmoni. Nel frattempo noi, qua c'è la bombola, abbiamo delle bombole di 10 minuti ciascuno, ne abbiamo 3 obbligatoriamente, perché già abbiamo allertato il 118, il bagnino ha già allertato il 118, ha chiamato anche il 112 dicendo che c'è una situazione critica per una persona che sta annegando. Quindi la prima cosa che facciamo è quella di capire se respira o no. Poi utilizziamo 3 diversi mezzi, abbiamo l'apribocca, il tiralingue e la cannula. C'è l'apribocca perché può essere che nel frattempo abbia ingerito alghe o ha qualche problema respiratorio. Allora apriamo la bocca, tanto tiriamo la lingua, mettiamo una cannula che è una cosa in plastica particolare che arriva fino alla gola e da quel momento sia con l'insufflazione sia con le bombole d'ossigeno, perché vi posso garantire che questi massaggi cardiaci la stanchezza e l'adrenalina è terribile, perché uno spera sempre di vedere che esce dalla bocca acqua, che si riprenda, e quindi ci sono momenti di grande veramente tensione, ognuno di noi mette una carica non indifferente, ma stiamo aspettando l'ambulanza. Quando arriva l'ambulanza, ecco le 3 bombole che a questo punto aiuteranno. Facciamo vedere anche in favore di camera le bombole. Sì, ecco, le ringraziamo Gaetano Iudica. Questa viene messa come maschera qui, la bombola si apre e iniziano i primi 10 minuti di ossigeno, immediatamente viene staccata e viene attaccata all'altra bombola fino ad avere quei 30 minuti, 25 minuti di ossigenazione con la bombola, sempre che l'ambulanza arrivi in tempi giusti. Sì, ma sul defibrillatore mi hai detto che la Sicilia è spaccata a metà. Esatto, la Sicilia è staccata a metà perché la Sicilia occidentale, l'ammiraglio che gestisce il salvataggio, chiaramente le capitanerie di porto della Sicilia occidentale, ha obbligato tutte le strutture ad avere il defibrillatore. Tutti i ragazzi nostri, prima di prendersi o di rinnovare il brevetto, hanno dovuto fare il corso BLSD, cioè mentre lui sta applicando il BLS e quindi non avendo il defibrillatore, fai vedere come metti, ecco, le piastre. Una piastra va qua e una piastra va là, immediatamente il defibrillatore decide, perché la sua intelligenza capisce se è necessario arrivare a dare la scarica o no. Se la prima cosa che dirà lui è via io, via tutti, perché la scarica è potente, e cercherà il defibrillatore di rimettere in sesto se il cuore non batte. Per noi è importante non far perdere l'ossigenazione al cervello e che il cuore batta sempre. Quindi sono 2 passaggi, come vedete. Il salvataggio a mare è una roba che va fatta con una certa velocità, ma qui siamo nelle mani di chi poi deve venire, deve avere tutta un'attrezzatura come ambulanza dal punto di vista cardiaco, dal punto di vista di rianimazione, che possa prendere e nell'altro tempo di arrivare all'ospedale e portare la persona che abbiamo, diciamo, in questo momento salvato, la persona che abbiamo recuperato. Edoardo, sì, Angelo. Allora ci dobbiamo fermare, perché il tempo diciamo è a nostra disposizione, è finito. Grazie per quanto ci avete fatto vedere stamattina e fatto capire quanto è importante, insomma, la celerità dell'intervento quando una persona è in difficoltà in acqua, e serve tanta chiaramente professionalità acquisita dai bagnini che applicano, come stiamo vedendo ancora, anche il massaggio cardiaco. Grazie, buon lavoro ancora a voi e buona estate. Ovviamente chiaramente chi sta di guardia sulle spiagge. Noi ci fermiamo perché guardiamo appena qualche pillola di almanacco e poi parleremo anche di stelle con l'oroscopo con Marco Amato. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare tale giornata al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati. Materia o antimateria? E no, non ci troviamo all'interno di un film di fantascienza. In fisica l'antimateria è la materia costituita da antiparticelle.
Immaginate che per ogni particella che esiste nell'universo ne esiste una sua opposta, con la stessa massa, ma con delle caratteristiche diverse, come la carica elettrica di segno opposto. Quando un'antiparticella e una particella vengono a contatto, si assiste al fenomeno dell'annichilazione, cioè della distruzione totale o completa scomparsa della materia, dal latino nihil, niente, con il conseguente rilascio di energia. Allora, siamo a venerdì, è il momento di avere con noi Marco Amato per il fine settimana astrale. Buongiorno Marco! Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Oggi vi racconto di un fine settimana astrale veramente molto particolare, perché domani sarà il solstizio d'estate e quindi il Sole entra in Cancro e diamo il via ad una nuova splendida stagione dello zodiaco. Cosa vuol dire per i segni zodiacali? Per Ariete è una giornata molto importante perché inizia il Sole di quadratura ed con Saturno che ospitate nei vostri gradi l'estate per voi sarà un'estate piena di sfide e di scalate al successo. Il Toro con la bella Venere ancora inizia l'estate all'insegna dell'amore, mentre invece i Gemelli con questo timido ed empatico Mercurio ancora in Cancro inizia un'estate molto riflessiva e molto volta agli affetti. Il Leone il Cancro è proprio il segno zodiacale più in auge, proprio perché il Sole entra nei suoi gradi zodiacali e dà via all'estate. L'estate è quella della Luna, quella del dolcissimo segno del Cancro, le cui chele stilizzate rappresentano l'abbraccio della protezione. Il Leone avrà un'estate assolutamente magnifica che lo ripaga di tanti sacrifici e di tante vicissitudini che ha attraversato dignitosamente, quindi forza Leone, è la vostra stagione. Vergine, per voi l'estate inizia all'insegna di una riflessione affettiva molto importante, quindi questo weekend darete il via a nuove storie d'amore. Bilancia, per voi l'estate è un momento di prova, un momento in cui vi misurerete non solo con la prova costume, voi siete più eleganti dello zodiaco, ma anche con la capacità di rimettere tutto a posto come vi serve per adesso nella vostra vita. Scorpione, un'estate magnifica per voi di Trigono con un cielo sgombro e nulla contro, niente vi può fermare, quindi godetevela. Sagittario, per voi l'estate inizia all'insegna di una positività enorme perché il Sole si congiunge a Giove in Cancro col vostro pianeta, quindi è un'estate che vi restituisce tutta la positività, la grandezza tipica del vostro segno zodiacale che è quello dell'ottimismo. Capricorno, voi che siete generali d'inverno, l'estate è la vostra stagione antitetica, ma è un'estate che vi porta fuori, vi porta a mettervi in discussione e a fare tutto quello che serve per una relazione ottimale e serena con gli altri. Acquario, l'estate per voi porta sogni, porta un grande cambiamento perché Urano passerà in Gemelli e voi riavrete di nuovo il vostro pianeta dalla vostra parte, quindi è un'estate che vi fa riconquistare la vostra personalità. Pesci, un'estate di Trigono con un Giove molto positivo che vi porta tanta fortuna, tanto affetto ma anche tanto successo lavorativo e un ruolo nuovo. E detto questo, buona estate a tutti. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo lunedì. Adesso vediamo gli appuntamenti più importanti di questo fine settimana. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Prima di salutarci un rapido passaggio ancora sui quotidiani di oggi con delle curiosità. Sì. Emanuela? Intanto parliamo di esami di maturità. La seconda prova vede il ritorno di Cicerone che mancava da ben 16 anni. Mamma mia.
E poi all'artistico spunta invece Franco Battiato, la canzone La cura del 97 alla prova del liceo artistico assieme a opere di Picasso, Erwitt, Rivera e foto di Scalia. Per gli studenti la traduzione è stata più semplice dei quesiti, ora il test finale, gli orali dovrebbero partire il 23 giugno. Eccolo qui Cicerone, il più citato, De Amicizia nella versione al classico, De Divinazione invece in un quesito allo Quindi doppio scientifico. Cicerone ieri. Doppio Cicerone. E poi invece ti do un consiglio. Sì. Caro Angelo, se vuoi mangiare bene, il miglior ristorante al mondo si trova a Lima, Quindi in Perù. qua dietro. Domani sera potresti andare Come no? tranquillamente. Ecco, il ristorante migliore è il Giappo peruviano Maido. Tra i primi 50 ci sono 6 italiani. Questa è la classifica World's 50 Best Restaurants, Icon Award a Massimo Bottura, che è uno dei nostri chef più apprezzati, appunto è tra i primi 6 al mondo in questa appunto classifica. Grazie Emanuela, buongiorno Sicilia, torna lunedì. Noi chiaramente vi auguriamo ancora la buona giornata e chiaramente buon fine settimana anche.